Lo smantellamento dei diritti del lavoro e con i tagli alla spesa pubblica e quindi al welfare è evidente che in prospettiva diventa complicato anche dare garanzie di tenuta del sistema previdenziale. Allora, non per fare un ragionamento speculativo, però è evidente che noi come sindacato dei pensionati siamo direttamente coinvolti e sosteniamo pienamente la proposta che la CGIL sta facendo della Carta dei diritti per la ricostruzione e la ricomposizione, la riscrittura sostanzialmente di un nuovo diritto del lavoro alla luce dei cambiamenti che ci sono stati per due ordini di ragioni. La prima, per l'appunto, questa che guardiamo il futuro e guardiamo il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti e dei giovani in prospettiva che non possono avere come futuro solo un lavoro povero, e questo è un primo problema. Conseguentemente però, siccome il nostro welfare è un welfare lavoristico, cioè basato sul lavoro, sulla ricchezza e sul lavoro che esiste in Italia in generale, è evidente che se tu continui ad impoverire anche dal punto di vista salariale il lavoro e la disoccupazione continua a crescere come stiamo vedendo, la disoccupazione pesante, mettiamola così, quella buona, quella sana, anche i sistemi di welfare e di protezione sociale vengono meno, quindi anche, diciamo così, il sistema previdenziale che noi conosciamo. Quindi il lavoro per noi è prioritario e lo SPI, proprio per queste due ragioni fondamentali, sta dentro la campagna pienamente di sensibilizzazione e di raccolta delle firme e la sosterrà fino alla fine, stando dentro questo processo che la CGIL ha avviato.